La cosa che mi piace di più è avere la possibilità di spaziare nell'espressione in tante maniere. Quindi mi piace il fatto che posso esprimermi con la grafica, con l'incisione, con la pittura, con uno schizzo, con un oggetto tridimensionale che può essere appunto una ceramica, nella quale poi ho anche la gestualità e la fisicità del lavoro. Mi piace tanto sporcarmi le mani. Itaca per me è un viaggio creativo, un viaggio che mi permette di spaziare nel mondo di una fantasia che riporta, come vedete, a delle cose anche molto reali, molto concrete, ma sempre lette con uno spirito che le trasporta in un momento più poetico. Beh, venire a Itaca è già una sorta di viaggio perché ci si deve muovere per forza, devi prendere un mezzo, non puoi arrivarci a piedi, ecco, è proprio un viaggio. Il viaggio di per sé è stupendo perché si arriva in un'isola, l'isola della Giudecca, in cui c'è una dimensione umana molto bella, ancora genuina, con negozi di vicinato, una Venezia ancora reale e non effimera o solo di cartolina. Qui si vive, si fa la spesa, ci si incontra per strada casualmente, si fa 2 ciaccole e quindi c'è già questa dimensione che è speciale. E poi si arriva in questo posto che è un ex convento del 400, fondato nel 1491, con un bellissimo chiostro all'interno del quale sono situati e hanno spazio vari artisti e artigiani con i loro atelier, fra i quali appunto Itaca. Questi sono alcuni libri d'artista che ho realizzato e vorrei far vedere per primo questo che ho pensato proprio per il luogo in cui ci troviamo, in cui si trova il mio atelier, nell'ex convento dei Santi Cosme e Damiano. E quindi l'ho realizzato con una serie di incisioni che ho inserito in questo, chiamiamolo, libro a leporello, e vedete qui gli archi, i varchi, il pozzo, l'albero. Queste sono proprio le immagini che per me richiamano questo spazio. E Itaca è una sorta di viaggio ulteriore. In questo studio chi viene può veramente entrare in un mondo molto variegato in cui si incontrano varie arti, fra le quali la grafica, la pittura e la ceramica. E quindi è un viaggio molto ricco.